Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questo annuale appuntamento sulle previsioni vendemmiali. La vendemmia in Emilia-Romagna è attualmente caratterizzata da fenomeni atmosferici estremi e di forte intensità. Infatti il 2023 si sta rivelando un'annata particolarmente difficile sotto il profilo meteoclimatico per i produttori vitivinicoli e non solo. Dopo un inverno mite, il 2023 si è infatti contraddistinto per la frequenza di numerosi e rilevanti eventi eccezionali che hanno letteralmente messo in ginocchio il comparto agricolo regionale. Infatti le temperature medie di gennaio, da gennaio ad aprile, in particolare nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, sono state più alte di circa 1 grado rispetto alla media degli ultimi 30 anni, mentre le precipitazioni negli stessi mesi invernali sono state di poco inferiori alla media degli ultimi 30 anni. Maggio è risultato, ahimè, un mese tristemente rappresentativo delle gravi conseguenze del cambiamento climatico. Le temperature medie mensili sono risultate complessivamente inferiori di 1,5 gradi rispetto alla media degli ultimi 30 anni e le piogge mensili hanno raggiunto un valore totale medio a livello regionale superiore di 200 mm rispetto appunto agli ultimi 90 anni. In Romagna, da Bologna a Rimini, il valore medio mensile delle precipitazioni ha superato i 400 mm di pioggia, provocando quello che tutti abbiamo tristemente visto dalle immagini divulgate dai media. Queste condizioni estreme hanno provocato danni ingenti su grandi porzioni di territorio, anche a causa delle difficoltà incontrate dalle acque a defluire verso il mare. Secondo le stime regionali, la superficie viticola coinvolta dall'alluvione è di circa 27.000 ettari, pari al 50% della superficie complessiva della regione, di cui il 60% solo in provincia di Ravenna. Nei vigneti rimasti per giorni sott'acqua e sommersi dal fango, la criticità maggiore ha riguardato la totale impossibilità di accedere ai vigneti con i mezzi agricoli per garantire alla pianta, in un momento fondamentale quale quello della prefioritura, i necessari trattamenti per la difesa fitosanitaria. Le temperature di giugno sono risultate complessivamente superiori di mezzo grado rispetto alla media del mese e la media degli ultimi 30 anni e le piogge hanno raggiunto un valore superiore di 15 mm rispetto sempre alla media del mese degli ultimi 30 anni. Purtroppo non è caduta solo pioggia, ma anche grandine. Diversi vigneti colpiti dalla grandine nei mesi di maggio e giugno hanno subito gravi perdite della produzione, con danni particolarmente elevati segnalati nel Reggiano, Modenese e Bolognese, fino a interessare porzioni importanti della Romagna. A causa delle condizioni meteorologiche riscontrate nel mese di maggio, molte varietà che già a inizio giugno evidenziavano una forte colatura, nel progredire dello sviluppo fenologico hanno mostrato anche diffusi fenomeni di acinellatura. Il mese di luglio e agosto sono stati caratterizzati da temperature superiori alla media rispetto al periodo. In particolare nella terza settimana di luglio si sono verificati forti ondate di calore, inframmezzate da alcuni giorni più instabili, caratterizzati da temporali, anche di forte intensità, associate anche a forti raffiche di vento che hanno provocato diversi danni ai vigneti, soprattutto nelle province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena. Molti vigneti, molti filari di importante superficie coltivata a vigneti erano completamente stesi dal vento. Un andamento climatico anomalo, molto variabile, contraddistinti da eventi estremi, rende difficile qualsiasi tipo di previsione vendemmiale, soprattutto per vigneti con piante caratterizzate da una elevata eterogeneità dei grappoli sin dalle loro fasi di sviluppo. Tuttavia,
Sulla base dei sopralluoghi e del monitoraggio costante effettuato con l'aiuto dei tecnici sul territorio, ad oggi possiamo dire che i vigneti si presentano in uno stato vegeto-produttivo buono, la vite è riuscita a superare la catastrofe climatica di maggio-giugno meglio di altre specie arboree, in particolare delle drupacee. Lo stato fitosanitario, che inizialmente aveva fatto temere il peggio, presenta un quadro tutto sommato ottimo, poiché sia la peronospora che l'oidio sono state adeguatamente controllate dai viticoltori, seppur con un numero di trattamenti superiore rispetto agli altri anni. Si evidenzia tuttavia una recrudescenza di mal dell'esca, legno nero e flavescenza dorata, mentre non si rilevano particolari attacchi di botrite o tignola. Per quanto riguarda l'epoca di raccolta, si riscontra un ritardo di 8-10 giorni nella maturazione dell'uva rispetto al 2022 e la vendemmia delle uve per i basi spumante inizierà presumibilmente dopo il 21-22 di agosto. Relativamente alle previsioni quantitative, nel versante emiliano ad oggi si stima una sostanziale tenuta del livello produttivo dei lambruschi, Salamino, Sorbara e Grasparossa in particolare, rispetto allo scorso anno, mentre si registra una contrazione del livello produttivo dell'Ancellotta di circa il 15%. In Romagna si stima una contrazione del 10-15% del Sangiovese, coltivato prevalentemente in collina, e una contrazione del Trebbiano di circa il 10% rispetto allo scorso anno. Il vigneto biologico in Emilia-Romagna negli ultimi 2 anni ha fatto un balzo in avanti di circa il 50%, passando da poco più di 3.500 ettari coltivati agli attuali 6.000 ettari, posizionando la regione Emilia-Romagna al 6º posto a livello nazionale. La politica regionale sta investendo molto in questo settore, organizzando un capillare supporto tecnico-scientifico proprio per supportare lo sviluppo della vitivinicoltura biologica. In conclusione, in Emilia-Romagna vendemmia ritardata di 10 giorni rispetto al 2022, produzione complessivamente inferiore di circa 5-10% rispetto allo scorso anno, qualità più che buona. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento dei lavori.